Intanto buongiorno a tutti. Partiamo da un principio: l'INAIL assicura il lavoratore. In via del tutto eccezionale il testo unico 1124 del 1965, quindi c'ha qualche anno, eccezionalmente assicura anche i ragazzi delle scuole con una precisa individuazione di quali sono le attività assicurate. Non tutte le attività del bambino o del ragazzo nella scuola o nell'università, bensì tutte quelle che hanno qualcosa in comune con un'attività lavorativa, che è un'attività del fare, mi verrebbe da dire, invece che dello studiare. Quindi quando sono in palestra, quando sono nei laboratori, ai laboratori tradizionali si sono aggiunti per esempio i laboratori di informatica, tutte quelle sessioni di scuola dove sono coinvolte apparecchiature, perché l'assicurazione nasce storicamente in Italia in particolare proprio sull'assicurare il lavoratore rispetto ai rischi che il mondo e l'evoluzione del mondo del lavoro che portava le macchine dava rispetto alle attività lavorative. Poi è diventato un mondo più inclusivo, ma anche perché sono diventate più inclusive le macchine, e questo è. Nel discorso della scuola lavoro, dove prima avevamo comunque previsto l'assicurazione per chi faceva gli extracurricolari, quindi quella formazione che si faceva a prescindere dal fatto che poi il Ministero appunto progettasse questo percorso, che anche io devo dire personalmente trovo un'ottima istanza per migliorare quello che è poi tutto il percorso dell'apprendimento, ma anche l'amore per il lavoro. Cito una parola che forse sembra, però credo che sia fondamentale. Cosa succede per l'assicurazione di questi ragazzi? Per noi semplicemente si amplia a queste attività quella tutela che già gli davamo e che non riconosceva la tutela dell'infortunio in itinere, perché bisogna chiarire che l'infortunio in itinere intanto non è riconosciuto da tutti i paesi, già solo in Europa. L'INAIL lo riconosce, viene normato nel 2000 e viene riconosciuto tutte le volte che un lavoratore appunto percorre il tragitto da casa o dalla casa delle vacanze o eccetera eccetera, con il principio della ragionevolezza riconosciuto costituzionalmente, perché se io passo a prendere un bambino all'asilo chiaramente sono tutelata anche se faccio quella deviazione. Perché? Perché si devono mettere insieme quelli che sono i doveri da genitore con i doveri che mi pone il lavoro. In tutto questo credo che quella dello Stato italiano, non per merito dell'INAIL, per merito delle norme, sia una delle tutele più inclusive. Allora, il ragazzino non è assicurato per il tragitto, non è assicurato mai, che vuol dire che non c'è un'assicurazione obbligatoria. L'INAIL è un'assicurazione obbligatoria, pubblica aggiungo, quindi senza fini di lucro. Allora, in questo percorso, quando è nata Scuola Lavoro, si è ritenuto di allargare la tutela a quelle attività. Perché? Perché all'interno dell'azienda della dottoressa Zorzi noi abbiamo un ragazzo che affianca un lavoratore facendo le stesse cose, quindi l'infortunio in quella situazione viene riconosciuto come indennizzabile in tutta la sfera delle attività che fa il ragazzo all'interno. Per dire che non è assicurabile dovrebbe fare una cosa che stacca completamente il suo comportamento dall'attività che doveva fare, talmente grave che viene definito rischio elettivo, cioè è un rischio che io mi sono voluta prendere perché quel giorno volevo provare a vedere se riuscivo a volare, non sono riuscita a volare, non ci può essere un'assicurazione di quello. Ma se la finestra è fatta male, io mi sporgo, comunque succede la stessa cosa e non era una mia scelta, è chiaro che rientra nell'assicurazione. L'itinere non è stato mai considerato. All'interno però di una giornata che nel progetto della scuola e dell'azienda può prevedere un momento nella scuola e un momento nell'azienda, è sembrato giusto non dividere queste due fasi e dire che quel percorso in realtà il ragazzo non esce dall'ambito scolastico, è come se fosse ancora lì. E perché? Per tutelare anche un'altra cosa: se si fa per esempio una mostra mercato e si deve andare in un cantiere aperto, in quello che comunque è un'articolazione del lavoro e che comunque è previsto nella convenzione, perché la cosa secondo me fondamentale è proprio quella di descrivere quali attività vengono fatte, questo ragazzo è tutelato anche in quel percorso. Quindi il problema non è che giro deve fare per essere tutelato sull'itinere, l'itinere per i ragazzi non c'è, ripeto, non c'è perché non lo puoi mettere obbligatorio. Poi che la scuola e l'azienda possono concordare e prevedere un'ulteriore assicurazione privata che tuteli da questi rischi, aggiungo,
il percorso scuola-lavoro è tutelato con le stesse modalità anche per i soggiorni all'estero, laddove lo studente va a fare il suo percorso di scuola-lavoro all'estero, con le stesse identiche modalità. Il viaggio è cosa che esce dall'ambito sia lavorativo che scolastico, poi le cautele si possono dare. A oggi è questo. L'altra cosa che si sta... perché oggi l'assicurazione degli studenti avviene in questo modo, tutti gli istituti statali rimborsano semplicemente le spese. L'INAIL fa il lavoro perché è quella che sa fare questo lavoro, quindi prende in carico lo studente, fa le visite, vede che cosa è successo, determina se si arriva addirittura per un infortunio grave alla corresponsione di una rendita e quant'altro. Lo Stato restituisce quello che l'INAIL spende, quindi non c'è un premio assicurativo, c'è lo chiamerei un rimborso spese, se mi passate il termine che non è proprio il più appropriato, ma non me ne viene un altro. Per gli istituti privati si paga una quota che è intorno ai 2,50 € l'anno. Questo perché? Perché essendo un'assicurazione è studiata sugli eventi che accadono. Non ci vorrebbe nulla, perché se ci fossero più eventi aumenterebbe sul calcolo attuariale per l'anno prossimo, da 2,50 € potrebbe passare a 4,50 €. Voglio dire, non è un problema, non si dà tutela perché non può essere messa come norma obbligatoria a meno che una norma non la prevedesse come tale. Quindi quel pezzetto, io dico, di itinere, che infatti probabilmente è definito male, in realtà non è un problema di itinere. Il ragazzo entra alle 8:30 a scuola e esce la sera magari alle 3, il pomeriggio alle 4 dall'azienda. Viene tutelata questa giornata per intero, perché in effetti è una giornata dedicata alla scuola comunque, anche se in modalità scuola-lavoro. Ecco. È la stessa normativa sia per l'alternanza scuola-lavoro che per l'apprendistato duale? Non è proprio la stessa, ci sono alcune differenze, perché quando un ragazzo fa un extracurricolare in particolare ha uno stipendio, ha un contratto, cioè è più assimilato al lavoratore. Il ragazzo è assimilato al lavoratore quando all'interno dell'azienda o in un esterno che però è rapportabile all'organizzazione aziendale sta facendo le stesse cose del lavoratore con cui collabora, in genere non vengono lasciati da soli, quindi ha quel tipo di assicurazione. Nel caso dell'altro tipo di tirocini per i quali infatti nelle norme viene sempre spiegato che questo ragazzo non è un lavoratore, altrimenti si dovrebbe discutere di contratto, di istituti applicabili eccetera. Non è un lavoratore, è uno studente che fa un'esperienza lavorativa. Nella genesi di questa logica chiaramente non si può ragionare per dargli tutti gli istituti, altrimenti dico la cosa, ci dovrebbe essere la maternità, non abbiamo questo tipo di cosa che non si può escludere, dice poi che succeda l'esigenza, però ecco, deve essere visto come un ampliamento del percorso in palestra, del percorso nel laboratorio di informatica o per gli istituti professionali di altro tipo di attività che vengono svolte. Dall'incidente vero e proprio sul lavoro lo studente è assolutamente tutelato come un lavoratore, con un'unica cosa in meno, quella che è definita indennità di temporanea assoluta. Perché? Perché l'indennità sostituisce lo stipendio e tornando sempre alla stessa logica, se io non prendo uno stipendio perché sono uno studente e uno stipendio mi farebbe diventare un lavoratore, io non posso avere un'indennità sostitutiva di uno stipendio che non prendo. Ecco. Vedo qui nelle note che mi hanno fornito un problema che è quello dell'estate però, perché lei ha sottolineato molto il problema che fondamentalmente è un'attività scolastica all'interno di un'azienda. E se le scuole sono chiuse? Se le scuole sono chiuse, mentre lui fa un'attività che risulta da una convenzione dove a giugno e a luglio entra nell'azienda della dottoressa Zorri a fare quel tipo di lavoro, lui è tutelato all'interno esattamente come se ci fosse stato a settembre, ottobre e in altri mesi, assolutamente la stessa tutela. Ecco perché dico quello di quell'itinere è un falso problema, in realtà lui in quel giorno passa da una parte all'altra sempre nell'ambito direi latamente scolastico, poi che una parte di scuola la fa nell'azienda è l'articolazione delle attività, dipende insomma da questa scelta. Nel caso di quelli estivi si provvederà nello scrivere a dire che
che ne so, dal lunedì al venerdì, dalle 8 alle 14 sono nell'azienda D a fare quel determinato lavoro. Questo lo tutelerà per quelle ore all'interno di quell'ambiente e per quel tipo di infortuni, e anche se è piuttosto improbabile, di malattie professionali. Improbabile per i tempi, come diceva il dottor Mongillo, il fatto che sia una prestazione così limitata nel tempo toglie una serie di rischi che si avrebbero e che si hanno quando la prestazione lavorativa diventa una prestazione lavorativa ordinaria. Ecco.